terra, perché discende dai Fenici e dai Cartaginesi. Addirittura il loro sangue nel passaggio di un popolo e l'altro, quindi nelle influenze che ha avuto, si è inacettito, proprio il termine che lui ha utilizzato. Naturalmente vi sto dicendo in italiano per non perdere tempo con latino. Per cui verrà assolto perché i giudici hanno creduto più a Cicerone che ai santi. In realtà scopriremo fra qualche anno che i giudici sono stati corrotti. Pompeo ha pagato perché condannassero Scapio. Farà una brutta fine Cicerone. Oh, che mai un libro di storia della letteratura lo dica. Sarà esiliato, proscritto e prima che scappasse decapitato. E una nobildonna romana, una certa Fulvia, con uno spillone del fermaglio, gli infizzerà la lingua trapassandola da una parte all'altra e gli dirà: ut sementem feceris ita metis, raccogli quello che hai seminato. E lui seminava soprattutto con la lingua. Questa è la storia di Scarlo, della Sardegna, di Cicerone. Bene, il giudizio che darà Cicerone sui Sardi Mastrocati Latrones sarà preso e copiato da centinaia e centinaia di storici, di intellettuali, non solo romani, ma anche italiani e sardi.